Scatman's World. Bella ragazzi, tutti nel comandone veneziano, dobbiamo portare grasso di graffite da Montpellier a Tolosa, ragazzi. Montpellier, Tolosa. Andiamo. E voglio trovare il concessionario Renault, porca troia. Vediamo il nostro... Eccolo qua. Il nostro Volvone. 378 km di pura passione. Il come se ne frega degli stop e vai. Perfetto. Questo è meglio stare un attimo attenti. Non c'è nessuno. Ok. Molto good. La 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 parapapero re 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 te te. Viva la France! Vediamo, saranno... Devo andare anche a dormire, cazzo, devo arrivare entro. Aspetta. Mercoledì alle 10:45. Beh. Posso andare tranquillamente a fare un po' di nanna. L'importante è trovare il posto, però. Qua non siamo in autostrada. Chiaramente. Però stiamo comunque pompando. Il cume pompa, signori. E quando il cume pompa sono dolori. Attento qua, rotatoria bastarda. E andiamo ragazzi, andiamo. Mi hanno rotto un po' i coglioni i fari quelli là. Sono le 15:15 di martedì. Ok, noi andiamo. Che bello, che bello. Noi andiamo in direzione Tolosa. Andiamo dagli Airbus. Se possiamo dormire tranquillamente. Benzina serve, ma autonomia per 900. Sì, sì, sì. Ce la possiamo ancora tranquillamente fare. A questo punto potrei anche andare. Andiamo a fare benza. Guarda che roba, guarda quanti... No, ho sbagliato. Ma porca troia. Siamo anche contromano. Ma va bene, insomma. Licenze poetiche. Allora adesso... Vediamo se riusciamo ad andare per di qua. Mamma mia. Licenze sempre più poetiche, signori. Ma c'è un'uscita di qua, ma puttana, non c'è neanche... Ma va a cagare. Ma vaffanculo. Dormiamo e basta, mi sono rotto le balle. Notte. Vediamo un attimo con la notte. Che bello, wow. Molto good. Vado dopo a fare benzina perché non ho voglia. Tuturu, tur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 u, tu. Ok. Il come va a bomba, il come va a bomba. Mamma mia.
Il cume rischia tutto, il cume rischia tutto. Ok. Siamo in autostrada. Guarda che roba, fioi. Beh, cambia tanto. Mi dispiace non avere il meteo delle mod con la nebbia, tutto. Vai. Ok. Telecats, vai. Adesso tra poco andiamo di Tom Cruise contro Olfioi. Purtroppo di sera non si vede un cazzo, quindi questo è il vero problema del tappone di oggi. Questo Volvone, vogliamo il Volvone. Clermont, Clermont. Non vedo l'ora di fare i viaggi lunghi, cazzo. Sono anche i viaggi che amo di più, onestamente. Adesso la stiamo scoprendo piano piano la Francia, cioè facciamo tutte tappe corte. Dai ragazzi, su. Tutti insieme appassionatamente perché come ha un sonno, sto registrando tardi ragazzi, però voglio giocare un po'. Però Eurotrack mi rilassa stando giù col sonno. Perché per quello ogni tanto vado di abbaglianti, cioè non vedo proprio niente. Che bello, cioè, il cubo è stanco. Che vecchio che sono ragazzi, se penso quando ho cominciato questa passione. Una cosa del 2012. Quante cose sono cambiate raga. Alcune in bene, altre in male. Ta-ta-ra. Ok. No, non ho voglia di far benzina, scusate, non ho proprio coglioni. Tu. Ho la canzoncina di Steve nella testa, cazzo. E non posso neanche usarla per fare i video, vaffanculo che copyright. La. Madonna, che cume canterino, ragazzi. Dove cazzo devo andare? Ok. Piano, cume, piano. Piano. ...171 km, fioi. Comunque il nostro Volvone ha fatto 1600 km. Io vorrei passare al Renault, cazzo, siamo in Francia, la più bella, no? Però no, niente, non trovo una concessionaria Renault. Ascolta, andiamo di Tom Cruise. Vai, Tom Cruise. Cici, casello. Ah, forse potevo andare anche di là, vabbè. Dai. Ma era lo Scania che è tornato col fio della mignotta. Cos'è successo? No, ma cioè l'unico al mondo che prende il marciapiede così, vabbè. Il Cume è stanco oggi, però voi amate gli incidenti cumendiani, sono all'ordine del giorno su Aerotrack. Poi quando sono stanco, ciao proprio. Sono le 3:53, dai, voglio sì, ciao. Voglio l'alba tolosiana. Siamo a Tolo, vedi, siamo già a Tolosa. A 65 km dall'arrivo. Che bello. Questa è una strada senza un cazzo, non puoi andare infatti di qua. E questi sono tutti quanti DLC, secondo me, DLC. Che pronuncia elegante. Vediamo Tolosa sullo sfondo.
Scaldo un po' le gomme. Parapapero, parapapero, pero. C'è un viaggio un po' così, nel senso... fai un po' più fatica di sera a vedere i paesaggi, robe, però questa... C'è la Veneziana dei Trasporti che si sta rimettendo in forze, cioè che si sta un attimo risvegliando e quindi ha bisogno anche di questi viaggetti per arrivare a lungo raggio e poi fare i viaggi lunghissimi. E direi che prendiamo i bei soldoni. Siamo arrivati ormai, eh. Un altro pedaggio là, madonna. Ah no, 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 no. Cazzata del cume. Infatti mi sembra impossibile, ma che cazzo. Guarda una mano che guarda le curve cumendiane. Sta pitturando il cume, signori. Il cume pittura. Siamo a Tolosa Center. Adesso qua trovo il concessionario Renault, me lo sento. Me lo sento, Beppe, me lo sento. Ma stai zitta. Ok. Allora, si comincia a vedere un timido sole, proprio l'alba francese sta arrivando. No, non c'è un cazzo qua. Che bello però. Scusate un attimo. Ciao, questo... Dai, per lo screenshot lo facciamo insieme. Volevo beccare l'alba però. Che non è Parietti. No! No! Aspetta! Volevo beccare l'alba però col davanti. Non ce la faccio, porca zoccola. Che volevo beccare i fari anche. Manovra impossibile. Eccole qua le manovre. Eccole qua. L'unico modo è questo, ragazzi. Vi volevo regalare questo momento di alta simulazione. Allora, vediamo. Stiamo in corsia giusta. Allora, mettiamoci dritti. Ok. Vabbè, insomma, potevo farlo meglio, però vabbè. Ma sì, che cazzo suoni, oh. F12. Ok, screenshot di merda, ma va bene. Me lo volevo regalare, ragazzi, però ho spaccato veramente che volevo spaccare il camion, 15% e benissimo. Molto per fare cosa? Poi un screenshot di merda oltretutto, vabbè. Va bene. Insomma, pagare anche i danni delle camion e perdo meno soldi per il carico. Grande come. Così si fa, cazzo. Eccolo là, è quel punto di domanda è la Renault. Se quel punto... Allora, se quel punto di domanda è il concessionario Renault, dovremmo superare i 10.000 mi piace, i 15.000, i 100.000 mi piace. Oh, no. Era questo? No. L'altro, speriamo... Allora, aspetta un attimo, dove devo andare? Vediamo se riusciamo... Vabbè, andiamo alla cazzo, stiamo vaneggiando oggi. Oggi è l'unico modo per svegliarmi, raga. Vediamo l'altro punto di domanda, ti prego. Regalami Renault. Regalami Renault, Renault. Regalami Renault, Renault. Renault! Renault! Woohoo! No, 600 mi piace, ragazzi. 600 mi piace. Perché voglio chiedere anch'io mi piace. Li chiedo anch'io da oggi. Scusate, ragazzi, momento di panico. Momento di panico, un po' difficile da superare, ma ho trovato il Renault, me lo compro, però del prossimo andiamo con Renault e fanculo anche il Volvone di merda. Con tutto rispetto che è un signor camion. Devo andare di qua?
Ho sbagliato, ma vaffanculo. Ho fatto il cappellone tattico. Vai, 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 vai. Mi sto regalando perle, ragazzi. Nessuno che fa la serie Shadow Track che vi regala queste perle, screenshot in diretta, Renault. Cioè, azzecca il concessionario Renault. I numeretti qua, ragazzi. Dove vogliamo andare? Sono i gondolari a dominare il mondo. A parte le stronzate, come cerchiamo di fare un parcheggio buono. Allora, aspetta un attimo. Devo stare esterno perché se no non capisco un cazzo. Guarda che eccolo qua, il vero gondolaro. Yes. Eccolo qua, che ci siamo. Perfetto. Soddisfacente. Sono un figo però, dai. Oh, yes. Ok, raga, prossimo compro Renault, anche se... Ora vediamo cosa c'è. No, dai, facciamo il prossimo video. Il prossimo video compriamo il camion Renault. E niente, basta. Magari ci spendiamo. C'è per comprare agenzia del lavoro. C'è qualcuno decente? Qualche stronzo? Assumi un autista, un porco. Allora, madonna. Ma che è sta... Beh, sono due puttanone però. Questa qua è vero che è magretta, però sta biondina qua è una... ce la possiamo comprare anche questa. Dopo migliorerà sto puttanone. Allora, aspetta un attimo. Vabbè, così, raga, questa è la situazione. È la situation. Facciamo una... Dai, andiamo un attimo a vedere, rivenditori. Renault. Renault. Ok, visita il concessionario. Che bello. Già sì che sporo il primo, madonna. Cos'è sta roba? So, questi sono belli. Cazzo, bello questo. Che figo. Ma cos'è? Che figata. Siamo a livello 16, cazzo. Il primo livello di... Vabbè, ci prendiamo sta ciofeca qua. E niente, andiamo avanti con questo, faccio tutto nel prossimo video. Raga, sotto il comandone veneziano, poi ci prendiamo il puttanone, va col volvone, e lo mettiamo a posto però magari. E niente, faccio sotto il comandone veneziano. Ciao!